che vogliamo invitare la dottoressa Carreri in Consiglio regionale per riuscire a darle lo spazio che merita in Consiglio regionale a presentare quel libro che è molto importante. Noi faccio parte della commissione che si sta occupando per la seconda volta appunto della crisi delle banche popolari del Veneto. Non posso dire assolutamente nulla di più perché abbiamo un vincolo di riservatezza, però volevo fare un'altra riflessione un po' diversa da quella che ha fatto la collega Tocchetto. Sì. Cioè, secondo me una figura come appunto il magistrato Carreri sarebbe più importante per far capire, io penso al nostro Ministro della Giustizia, com'è che non riesce a funzionare la giustizia, più che sulle banche nello specifico, perché la magistratura a Vicenza è riuscita a bloccare appunto quel magistrato dal fare il proprio lavoro, e com'è che un Consiglio superiore della magistratura arriva a censurare, a impedire per la seconda volta a questo magistrato di fare il suo lavoro in un momento in cui c'è una carenza di giudici spaventosa, che appunto chi frequenta le aule del Tribunale sa benissimo la realtà, che ci sono i giudici cosiddetti, come sono chiamati, onorari, che sono degli avvocati prestati. I GOT non hanno fatto l'esame. Cioè, abbiamo situazioni del genere, impediamo a un giudice anche con una carriera che parla per lei di lavorare, quindi veramente credo che sarebbe importante riuscire a lavorare e impedire questo in futuro, perché altrimenti, cioè, se il cittadino vede che non riesce ad avere giustizia, che la giustizia funziona male, neanche si sogna di iniziare una causa, neanche, ed è per questo secondo me il vero motivo per cui le statistiche dicono che le denunce, i reati sono in calo secondo me le denunce, perché i cittadini partono già sfiduciati, la causa costa X, non so quando avrò la sentenza, se ho ragione rischio anche di perderci.